Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Ragazzi, siamo 2-0 nelle finali NBA contro i Philadelphia 76er, privi, orfani di Allen Iverson fuori tutta la stagione. Andiamo per gara 3, siamo noi gli MVP, c'è qua Iverson ma in realtà non c'è. Noi siamo gli MVP, siamo contro Larry Johnson comunque, c'era Larry Johnson e Iverson, che ho giocato anche nella finale persa con Charlotte. Gara 3 ragazzi, la First Union Center. Veneziano è stato l'MVP della stagione, Reeves il sesto uomo dell'anno. Veneziano ha una sola idea, portare a casa il primo anello dopo aver perso in finale 2 anni fa. Si va a Philadelphia per tentare il 3-0. E si comincia ragazzi. Michael Jeffrey. E subito, prima morto per Michael Jeffrey Jordan. So, Philadelphia senza il suo campione perde veramente tantissimo. Questo, no, sarebbe stato un duello bellissimo veneziano-Allen Iverson, però il destino ha voluto così. Attenzione qua Beffati. Buon punto di Philadelphia. Abbiamo sempre i 6 minuti iniziali. Per Michael. E subito Michael Jeffrey Jordan. Anche Jordan vuole vincere l'MVP delle finali perché stavolta Vancouver è sicura di portare a casa l'anello. Vedremo. Mamma mia, cosa ha fatto Larry? Grande giocata qua di Larry Johnson. Mamma mia, come stiamo tirando. Veneziano, tripla, silenzio. Ah, fallo di Sean Kemp. I big three ragazzi, il veneziano, Kemp, Michael Jeffrey, Jordan, che vuole vincere l'anello, il terzo. Qui siamo nella carriera QNBA. Attenzione, grandissima stoppata di Sean Kemp. Rimessa per Philadelphia. E veneziano la ruba anche, mamma mia. Il talentissimo per Kemp. Brutto errore di Kemp. Ma il Cume sembra di un altro pianeta, eh. Bello sto feedaway. Ma recupera veneziano a rimbalzo. Grande difesa anche di Sean Kemp. Stojakovic a Reeves, solo rete. Mamma mia che squadrone che è Vancouver, come è maturata in 2 anni. Però Philadelphia non vuole lasciare la vittoria facile, quindi dai Cume. Bravo. Sentite, i tifosi di Philadelphia ci credono. E ancora il Cume però, mamma mia, sentenza cumendiane, solo 2. Tiro da 2, speravo da 3. Difesa un po' da rivedere, troppo tranquilla Vancouver, si vede.
Stojakovic, se ne metteva anche Stojakovic. Attenzione, sono troppo tranquillo, non va bene. Ok, Stojakovic a rimbalzo e la dà subito al Cume, quindi la mette in banca. Guarda come gira palla Vancouver, solo rete, mamma mia. Raga, siamo in una condizione devastante. Comunque dalla prossima stagione farò vedere solo i playoff e come è la regular season, perché sennò sono tante stagioni, dobbiamo per forza fare così. E Reeves c'è. No, ho sbagliato io. Brutto errore qua. E Stojakovic recupera e la dà il Cume. Ciao. Mamma mia, come giochiamo, ragazzi. Philadelphia in questo momento non ci ha capito molto. Al First Union Center di Philadelphia. Bella questione di Philadelphia, bellissimo canestro, bisogna essere onesti. Larry Johnson comunque, che carriera, ragazzi, che carriera di Larry. Per Reeves, yes. Ok, possiamo andare. Abbiamo un vantaggio non indevastante. Attenzione. No, Philadelphia. Devo andare. Cazzo, più 3, oh. Non me l'aspettavo. Quindi troppo sicuro di vincere. Bravo Kumba, mamma mia, adesso le sta mettendo tutte però veneziano, Jordan 21-8. Sarebbe troppo importante il 3-0. E Larry la sbaglia, pesantissimo sto errore. Bravo, bella la difesa di Kemp. Murray. Ah, qua ha preso un po' troppo della sua classe il Kuma. Non era facile sto tiro. Bel canestro. Larry Johnson è veramente un ditone, Allora. Mettiamo Stojakovic. Li voglio tutti titolari. Vai. Per Reeves. No, questo è un errore colossale di Reeves. Non tradirmi adesso, Reeves. C'è tensione, si percepisce. Bravo, Reeves si riscatta con un bel rimbalzo. Bravo Michael, dai. Calma ragazzi, calma, siamo noi più forti. Tiro tranquillo. Sì. Il Cume non sta sbagliando niente. (107) Vancouver, 107 Philadelphia, 2 minuti e 36.
Coles. No, ma che cazzo di difesa orrenda. Veneziano 29-14 comunque. Bravissimo Kume. Reeves va a nozze con Veneziano. Brutto l'errore di Dikembe Mutombo, andare via così proprio da giocatore non ambizioso. Non credeva nel progetto Grizzly. Non ci credo grandissimo qua. Reeves ancora in difesa e adesso la palla in cassaforte. Eccolo qua signori. Kemp 14-8. Veneziano è veramente un leader, Mamma, come è migliorato in 2 anni, ragazzi. Fallo! Non ci credo. No, mette il primo Ricky Pierce. 2 su 2, 111-111. Una gara 3 mostruosa. Guarda Veneziano. E va in lunetta per il supplementare. E lo mette il Kume. Sta mettendo di tutto Veneziano, mamma mia. Che campione, signori. Qua la mette però Philadelphia. Giochiamo col cronometro. No, non serve. No! Mamma mia, che cagata qua del Kume. No, Jordan. Non ci credo. Stojakovic e Jordan hanno fatto una frittatona gigantesca. C'è ancora un po' di tensione, ragazzi. Ma sbaglia anche Philadelphia. Come guarda il KO. Ma Kemp la recupera. Kume. Solo rete! Tripla mostruosa! Pesantissima questa tripla. Ragazzi, può essere la tripla della vittoria della partita e forse anche dell'anello. Comunque MJ 21 punti e referto 22 23. Buono, buono. Anzi, sai che dico, la partita me la son vinta e si va a vincere. 3-0, signori. E adesso ancora a Philadelphia per cercare di chiuderla e vincerla, anzi stravincerla. 4-0 alla First Union Center. Tensione che adesso è devastante. Veneziano alla vigilia ha detto: voglio chiuderla qua, sono io il nuovo Goat o Goat. In una recente intervista Jordan ha affermato: io sono MJ, ma ragazzi, sto veneziano non scherza. Vai. Michael Jeffrey. Subito, Reeves. Si parte a bomba, signori. No. Larry non si arrende.
Bravo Reeves. Questo è un po' un mattone, purtroppo. Attenzione. Partita bene Philadelphia, sto rimbalzo offensivo non mi è piaciuto. Jeffrey. Michael, solo rete, questa è la sua zolla. È la sua mattonella più che altro, più che zolla. MJ vuole il titolo, E Veneziano frega l'ennesimo pallone. E Michael. The Irness. Ok. Philadelphia comunque non molla, raga. Jordan ha fatto una cosa un po' impossibile. Calma ragazzi, siamo all'inizio partita, non possiamo fare ste cappelle. Buona azione di Philadelphia che mette il musetto avanti, anche se mancano solo 3 tempi e 3 quarti, anche di più. No, Kume, calma. Guarda come se la ride il Kume è tranquillissimo, sa che porterà Vancouver alla gloria. Kemp recupera. Giocano sul velluto, signori, triplone di Veneziano. Larry, orfano del suo compagno Iverson, sta tentando di tirare sulla baracca, ma è dura. Jeffrey. Sean Kemp, mamma mia. Squadra stellare. E Kemp va a rimbalzo. Jordan da veneziano. No, ma Kemp non può tirare da 3. Penso di avere un altro uomo. Altro rimbalzo offensivo, non mi piacciono i rimbalzi offensivi degli avversari. Bravo Kemp. Buono. Michael. Michael in faccia. Come giochiamo, Beppe? Larry però fa quel che vuole, ragazzi. Larry, ancora Larry. Il Kume ride a ogni azione, è pazzo il Kume. E ancora rimbalzo Kemp. Ancora Kemp. Mamma mia ragazzi, come giochiamo. Possiamo sbagliare anche i tiri. Arriva Sean Kemp, il nostro angelo custode, e ci piglia tutto. E Veneziano ruba l'ennesimo pallone. No vabbè, illegale il Kume in 50.000 stati. Sean... No, ha proprio la Liup. Vogliono fare spettacolo, ma manca ancora troppo. Non abbiamo ancora vinto, raga. Però Veneziano ruba anche i palloni ormai alla Gary Payton.
Mamma mia, da casa sua! E andiamo. Adesso occhio perché... Sì, è vinta, è vinta. Ragazzi, siamo campioni NBA con Veneziano, al terzo anno. 137 punti in finale, ragazzi. Poi c'è il bug. Guardate il veneziano fiero che sta portando a casa il titolo. Che due coglioni. Vai. Partita pazza comunque. 50 seconds left in the fourth quarter. Ragazzi, ma il Kume è sovrannaturale. Il Kume è sovrannaturale. Tifosi in silenzio, 142 punti. In una finale, nelle finals, cioè non so se è mai successo un punteggio del genere. E il Kume alza la mano, signori, siamo campioni NBA. Deve essere il primo di una serie di anelli, ragazzi. Down to 5 on the shot clock. The screen from Kemp. E si vince, ragazzi. Vancouver vince il titolo NBA, ce l'avevo fatta, cazzo. E anche Jordan realizza il suo sogno. Vinco il secondo titolo come manager dopo quello con Phoenix. Guardateli, Grizzlies campioni, qualcosa che arriverà nella storia, penso. E il Kume piange, signori, il Kume piange. Ma sono lacrime di gioia dopo la finale persa il primo anno. Guardatelo! And even if they don't get to celebrate in front of their home fans, that does not take anything away from the satisfaction. Queste sono le immagini finali. Now, let's take you to the presentation of the Larry O'Brien Trophy. Che però non lo vediamo, perché questo è un bug, secondo me, lo so. Il Larry O'Brien. Campioni, ale, ale, ale. E Veneziano si piglia l'MVP. Eccolo qua. Veneziano se lo piglia. Grande Kume. Il Kume piange. È fatta. Buono, raga. E voglio vedere anche di record. Vancouver vince il titolo NBA. Veneziano MVP delle finali con mamma mia, 31 di media, rimbalzi 6, assist 14, un fenomeno. E niente, ragazzi, salviamo un attimo e ci ribecchiamo dopo perché devo vedere un po' anche i draft se ci sono tutti i giocatori per il 2000. Ok ragazzi, andiamo avanti, sarà uno dei peggiori draft della storia NBA, non me lo ricordavo così scandaloso sinceramente. Va bene. Allora, vediamo chi si ritira. Eglothorpe, Joe Dumars, ragazzi, salutiamo il grande Joe Dumars. Anche Dennis Rodman, raga, si ritira. Grande, grande Dennis, che è stato anche a Vancouver. Dovrebbe campione NBA 89-90, All-Star 90, difensore 2 anni, ha vinto comunque buone robe. Mark Price, anche lui. Anche Steve Kerr, ragazzi, anche Steve si ritira. Senza aver vinto niente, in realtà qualcosa ha vinto. Ok. Ritiri Staffed. Sì, Staffed, ciao, sono andato. Ritiri maglie, Joy Dumars, Detroit e Mark Price, Cleveland.
Scusa, ma l'Hall of Fame non c'è? What? Non c'è neanche l'Hall of Fame. Scusate, un piccolo... Boh. Piccolo vaneggio forse. Cambiamenti storici. Allora, non cambiamo niente. Cambio reference di 5 secondi. Ma allora, modifica pavimento Charlotte, logo Miami, pavimento LA, pavimento Indiana, pavimento Cleveland, pavimento Boston, pavimento e divisa Atlanta. Ok. Vabbè, qua. Aspetta un attimo. Ok. Lotteria draft. Vabbè, tanto che comunque la prima scelta sarà una prima scelta abbastanza pietosa. Ingaggio staff ci becchiamo dopo. Raga, siamo al draft NBA. Vediamo chi prende. Utah mi sembra la prima. Manu Ginobili, ragazzi, bello. Bello Manu. Houston Steve Francis. Cleveland Baron Davis. Golden State Richard Hamilton. Franking, vabbè, adesso possiamo anche che belli. Non abbiamo niente di... Sappiamo che non è, diciamo, la nostra. Noi siamo quelli delle trattative, raga. Vai. Ok. Va benissimo. Ok, Ginobili, prima scelta di Utah. Steve Francis, Baron Davis, Richard Hamilton, King, Elton Brand, Lamar Odom, Detroit, Corey Maggett, Sean Marion, Ron Artest, Dallas, Kirilenko ai Bulls, ragazzi. Kirilenko ai Bulls. Incredibile. Buono, buono. Mamma mia. Ma rifiuto entrambe, non spendo soldi così. Ok, veneziano. Ah, Jordan basta. Ed è il Cresto, tutti accettati. Michael Jeffrey, se ne va, vince il titolo. MJ, se ne va. Purtroppo se ne va. Attenzione, potrebbero esserci molti cambiamenti. Reggie Miller vuole andare, incredibile Reggie. Allora, sì. Vabbè, qua comunque devo ricambiare. Ok. Ok, il veneziano sta diventando sempre più forte, Jordan se ne va, ma adesso con i soldi che risparmiamo di MJ ci possiamo rifare la squadra. Ma no, dai. Ok, bravi. Perfetto. Ok. Summer League è andata. Bravi. Scusa, il draft? No, ma mancano delle cose però qua. Ma cosa è successo? C'è qualche casino? Non ho ben capito. Siamo nel 99-2000. Vediamo un attimo una cosa. No, beh, ci sono i giocatori.
Ok. Sì, proprio un draft veramente vergognoso. Vabbè, raga, io direi di vedere adesso qualche storia della Lega. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Veneziano MVP. Albodoro vede Vancouver 4-0 su Philadelphia con addirittura MVP anche delle finali veneziano. Capi classifica Marbury punti, rimbalzi Webber, Michael Williams assist, palle rubate Kidd, stoppate Duncan, minuti Duncan. Hall of Fame. Non è entrato nessuno nel 99 e non capisco perché non c'era questa opzione, forse è un piccolo bug a questo punto, ci può anche stare, dai. Un po' mi dispiace, però è così. Ok. Poi volevamo vedere... No. Record NBA. Allora, punti totali ancora chiaramente non esistiamo. Tiri dal campo non ci siamo. Tiri da 3 però c'è un 99 Ray Allen. 9, ok. Tiri liberi MJ. Assist, madonna, 28 assist. Madonna ragazzi. Palle rubate, c'è MJ. A Miami è andato MJ, incredibile. Punti totali, vabbè, non ci siamo ovviamente. Playoff. Ciao, grande Reggi. Voglio controllare se magari c'è il Kuma, ma la vedo dura. Ancora non ci siamo, raga. Vedi, questa è carriera, punti totali. Jordan è secondo comunque. Sta arrivando MJ. Vabbè, qua è ancora presto, ovviamente, per qualsiasi cosa. Vabbè. Raga, è andata. E niente, adesso dovrei farmi la squadra e cominciare la stagione 99-2000. Ciao! Vediamo come ci siamo rafforzati. Alla fine abbiamo ripreso Ray Allen, costa 4 milioni rispetto ai 10 agli 11 di Jordan che è voluto andare via da campione. La squadra è sempre la stessa, con Allen al posto di Jordan, che però è giovanissimo, è fortissimo oltretutto. E niente, è una rosa sempre un po' corta, però possiamo fare la doppietta. Ragazzi, il prossimo anno facciamo vedere solo la parte finale per vedere come sta andando le classifiche della regular season e poi partiamo subito con i playoff. Sono stati molti cambiamenti di roster, vediamo un attimo in velocità. Carter torna a Toronto con Peyton, poi andiamo veloci. Robinson e Ginobili, quindi ritorno di Robinson a San Antonio. Reggie Miller alla fine rimane a Indiana. Lakers sempre fenomenali. Nash che secondo me deve capire che deve andare via da New York se vuole vincere qualcosa. Charlotte ormai finita dopo la vittoria. Boston con Duncan, Marbury, Van Exel, Miley. Stockton vecchio che può dire ancora la sua, come riserva ovviamente. Philadelphia, Iverson, Larry Johnson, Nowitzki, Coles, Divac. Mamma mia, adesso ho visto Philadelphia devastante. E Jordan che se non sbaglio. E Miami Heat, vediamo Jordan a fine carriera da campione. Poteva rimanere, non l'avrei tenuto io sinceramente. Però vabbè. Raga, un saluto al comandante veneziano, però vediamo per curiosità se fanno la cerimonia. Solo così, per curiosità. Ma siamo a Houston, quindi no. Non credo. No.
Ecco, la cosa brutta è che ci sono ancora i pavimenti vecchi, nel senso non ci sono tutti i pavimenti purtroppo. No, direi che non c'è. Vabbè, dovevo massacrarli. Tonight, the culmination of all the hard work put in during the off-season. And not just by the players. You have front offices trying to Okay. retool to get better, and coaches scheming to get... Salutiamo. Adesso vi arriva la prima sconfitta come l'altro anno che ho perso la prima. Ok. Buon raga, un saluto dal Comendone veneziano, siamo campioni NBA, secondo successo come manager, primo da Comendone, con MVP della stagione ed MVP delle finali. Ciao!